Più efficaci di un DEF, il documento di economia e finanza del governo. I dati 2014 della Guardia di Finanza fanno emergere la corruzione, gli sprechi di denaro pubblico e l'evasione fiscale in Veneto. L'anno scorso le fiamme gialle della nostra regione hanno arrestato 40 persone e denunciate ben altre 387 per reati contro la pubblica amministrazione, corruzione, concussione, peculato, abuso d'ufficio, turbativa degli incanti, frode nelle pubbliche forniture. Un forte contributo a questi numeri è arrivato dall'inchiesta Regina sul Mose. La finanza ha individuato in Veneto sprechi di risorse pubbliche per 33 milioni di euro e frodi ai finanziamenti pubblici per 96 milioni, tutto segnalato alla Corte dei Conti. Un altro segnale della crisi nel 2014 è stato il lavoro irregolare, aumentato più del doppio. 1217 i lavoratori trovati non in regola con le norme di legge. L'anno prima erano 525. In crescita anche il lavoro nero. Ha aumentato il numero degli evasori totali, 644, nel 2013 furono 632. Ha invece un valore ben più superiore al DEF, oltre 1,5 miliardi di euro, la valuta portata illecitamente all'estero attraverso il confine terrestre, i porti e gli aeroporti del Veneto. Le fiamme gialle hanno intercettato 1133 trasferimenti illeciti di valuta in entrata e in uscita. Stabile il dato sui commercianti veneti che non emettono scontrini, sono 1 su 4. Nel complesso un anno record in Veneto per malaffare, spreco di denaro pubblico, lavoro irregolare ed esportazione illecita di denaro, cifre che da sole farebbero risparmiare molti sacrifici ai veneti onesti.